Va ora in onda Filo Diretto. Va ora in onda Lega Liguria con Fabrizio Graffione. Buongiorno a tutti da Genova e dalla Liguria. Oggi ancora tempo bellissimo, ancora gente in spiaggia nelle nostre riviere, acqua pulitissima, acqua del mare veramente pulitissima. Ma passiamo subito al nostro primo ospite della mattinata, che è il nostro consigliere municipale di Genova, proprio dal Ponente, dalla riviera del Ponente, la nostra Lorella Fontana. Ciao Lorella, ci sei? Ciao Fabrizio, ciao, buongiorno a tutti. Allora, lì da Voltri, da quelle parti, da Genova Voltri, com'è il tempo? Bellissimo, bellissimo, è una ottobrata splendida. Diciamo che fa ancora un po' troppo caldino per i miei gusti, però devo dire che sono giornate meravigliose. Senti, c'è gente in spiaggia anche lì da te a Voltri? Sì, assolutamente, c'è gente che fa ancora il bagno, sì, è vero. Confermo. Beati loro, ma passiamo subito alla notizia della giornata. Sostanzialmente si è iniziato il processo di pace grazie e promosso dal Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, e si è terminata finalmente l'occupazione durata 23 giorni all'Università di Genova. Ricordiamo che i Pro-Pal di sinistra avevano raffigurato il rettore Federico Delfino e il ministro Anna Maria Bernini come bersagli all'interno del mirino, proprio all'ingresso della sede universitaria di Via Balbi a Genova, un fatto gravissimo. Poi c'era stata anche la presunta aggressione di un dipendente dell'università che voleva entrare in sede per andare a lavorare, e insomma questi Pro-Pal comunque si sono finalmente ritirati. E volevo un po' un commento da te su quello che è successo a Genova all'università. Lorena. Sì, allora partiamo dal presupposto che anche nel corso del Consiglio Comunale ho sentito espressioni da parte della sinistra letteralmente imbarazzanti, perché l'ho sentito appunto in streaming, perché quando si è posto il problema del gesto vergognoso e delinquenziale di esporre la foto del rettore con quello del ministro con il mirino, cioè sentir dire che anche questa è un'espressione di dissenso, io lo trovo veramente vergognoso. Quindi la sinistra ancora una volta continua ad appoggiare gente che non ha niente a che fare con discorsi umanitari, niente a che fare con discorsi pacifisti. È un inneggiare continuamente alla violenza verbale e fisica, come abbiamo visto. Quindi io trovo veramente che questa occupazione dell'università, ma anche degli altri istituti che sono stati occupati dagli studenti, non abbiano nulla a che vedere con quello che è il discorso di informazione per quanto accaduto e che si è verificato in Palestina. Quindi io credo veramente che i toni debbano essere abbassati, ma cominciare dalla sinistra. Lorella, scusami se ti interrompo un attimo. Sì? La dichiarazione di cui parlavi tu, per chi non è di Genova, è stata fatta in aula, in Consiglio Comunale, dal consigliere della lista Salis, Sara Tassara. Esatto. Bravo. E per onor del vero poi bisogna anche dire che tutto il Consiglio Comunale ha votato all'unanimità una mozione del centrodestra di solidarietà al rettore di Unige Federico Delfino. Però hai fatto giustamente notare come ci sono state anche un po' delle prese di posizione, addirittura dalla lista Salis, che si dichiarano di centro-sinistra, molto estremiste, diciamo, dalla parte di questi estremisti Pro-Pal. Ecco, quindi hai fatto bene a rimarcare questo fatto. Stavi anche un attimino raccontando
degli altri istituti occupati, in particolare c'è un caso che riguarda il nautico San Giorgio a Genova, in Calata d'Arsena, proprio in porto, dove praticamente sembrerebbe che siano stati fatti dei danni. Il preside è finito anche lui, tra virgolette, nel mirino, non raffigurato come il rettore Delfino, ma dei Profal, e tra l'altro anche di alcuni consiglieri di sinistra, per esempio mi viene in mente Gianni Pastorino di Linea Condivisa, dell'estrema sinistra, perché ha segnalato i fatti, gli episodi e alcuni di questi studenti presumibilmente violenti alla Digos genovese. Ci sono state da destra, un po' anche da centrodestra, delle reazioni, ed in sostanza si può dire che, permettetemi questa battuta, Lorella, insomma, per taluni studenti ci vorrebbe un po' di militare. Dai. Sì, assolutamente. Guarda, io non lo proporrei per 12 mesi, io adesso lo proporrei per 48. Con divieto assoluto di intervento dei genitori, perché sarebbe anche peggio. Quindi io sono d'accordo sul ripristino della leva militare, perché c'è bisogno di rieducare le persone al rispetto degli altri, al rispetto di quello che sono le gerarchie e soprattutto a un rispetto proprio sociale, perché stiamo andando verso una deriva che io vedo molto molto pericolosa. Purtroppo sono vecchia di età, quindi ho vissuto i periodi degli anni di piombo negli anni 70 ed ero a Milano, e io sinceramente rivedere ancora periodi come quelli vorrei evitare. Ma il rischio che ci stanno portando queste esasperazioni e questo fuori controllo da parte della sinistra che appoggia questi delinquenti, purtroppo il rischio è alto. Ecco, senti, a parte questo, io volevo fare anche un ragionamento con te. Ho visto tra i giovani, non tutti, devo dire che molti, a parte i nostri giovani della Lega, ma anche tanti altri studenti si sono un po' ribellati a questi, tra virgolette, sono stati definiti radical chic, che si ribellano, nemmeno tanto estremisti, molta ignoranza, ma veramente tanta. Tra questi protestavano ancora ieri, anche qua a Genova, proprio mentre l'esercito israeliano si è ritirato da Gaza, ha smesso di bombardare e si è iniziato finalmente questo processo di pace grazie al presidente Trump, e a uccidere gli stessi palestinesi sono gli stessi terroristi di Hamas, cioè a continuare a uccidere sono i palestinesi, poveretti, sono gli stessi terroristi palestinesi di Hamas. È una cosa, però non hanno mica detto niente. No, assolutamente, assolutamente. Questo è il grave. La cattiva informazione che viene data, anzi che non viene data perché non si danno informazioni, e soprattutto la gente cioè soprattutto i giovani che si lasciano ovviamente fomentare da queste masse violente, ma in realtà non sanno qual è il vero problema, cioè non sanno come stanno andando le cose. È vero quello che dici tu, ho anche avuto io conferma qua a Voltri presso l'istituto liceo Lanfranconi che molti studenti hanno chiesto l'intervento anche dei genitori per poter entrare per esempio a fare lezione, quindi non erano tutti d'accordo perché alcuni sapevano benissimo come stavano andando le cose, quindi c'è proprio una strumentalizzazione pericolosa, questo è il rischio. E purtroppo questa strumentalizzazione ce l'hanno anche tanti adulti, perché basta guardare i social, c'è una marea di gente che non è informata sulle cose che stanno succedendo là, cioè Hamas sappiamo chi sono dei criminali. Però la gente è tutta contro i palestinesi, cioè, scusate, contro gli israeliani, cioè sta diventando veramente una nuova un nuovo antisemitismo dei tempi moderni. E però l'ignoranza purtroppo è quella che ci sta mettendo in grossa difficoltà. Eppure, diciamo, l'informazione anche tramite la rete, su internet, mi sa che questi hanno il paraocchi e basta, ecco. Come bravo. Io la chiamo la cecità ideologica. Esatto. Va bene, ascolta, il nostro tempo purtroppo, stavo guardando l'orologio adesso, è terminato con te.
Grazie. Quindi per il momento ti dobbiamo salutare, ci risentiremo. Grazie Fabrizio per l'invito e un abbraccio a tutti i nostri radioascoltatori. Allora, ringraziamo ancora il nostro consigliere municipale genovese Lorella Fontana, grazie ancora, buona giornata e buon lavoro a Lorella, che tutti voi conoscete qui a Radio Libertà, andiamo ancora a vedere nei piccoli comuni liguri, in questo caso ovviamente, come è stata presa un po' questa tematica. Quindi passiamo al nostro secondo ospite della mattinata, che è il nostro grande sindaco di Avegno, alle spalle di Recco, il nostro Franco Canevello. Ciao Franco, ci sei? Ciao, buongiorno a tutti. Ciao. Allora Franco, dove ti trovi in questo momento? Sei in comune o in giro? Sono in comune, in questo momento sono in comune, sì. Sempre sul territorio. Allora, la questione palestinese si è discussa anche in consiglio comunale da te, mi sembra 10 giorni fa, un paio di settimane fa, una cosa del genere. 2 settimane fa, sì. Esatto, ed è stata un po' respinta questa richiesta, mi sembrava di una bandiera palestinese in comune o intitolare qualcosa, no? O riconoscere lo Stato di Palestina. Ricordiamo un attimino quanti abitanti Avegno, che territorio è, quali altri problemi sul territorio ci sono per Avegno. Noi siamo un comune di 2600 abitanti circa, siamo 11 km quadrati di territorio, ovviamente i problemi nostri sono dissesto idrogeologico, frane, e poi ovviamente sistemazione, anche conti, perché non è facile fare i conti quadrare con un comune così piccolo. Siamo un comune che siamo in ascesa, diciamo, come popolazione dagli ultimi 10 anni. E quindi un piccolo comune che sta diventando praticamente con le stesse esigenze di una cittadina, insomma, con tutti i servizi chiaramente. E quindi stiamo facendo di tutto per il riconoscimento dello Stato della Palestina con un piccolo comune, veramente come Avegno, ma come Avegno ce ne sono tantissimi altri in Liguria e in Italia. Certo. Cioè, non si riesce bene a capire, cioè, i consiglieri comunali e la giunta, diciamo, sono stati eletti per lavorare per il territorio, a prescindere dalla solidarietà verso i palestinesi e verso gli israeliani vittime del terrorismo. Certo, è stata così una mozione che insomma ci ha lasciato un pochino così perplessi, perché chiaramente noi, come essendo piccolo comune, ma non è una scusante, affrontiamo problematiche del territorio per cui siamo stati eletti, quindi da quel punto di vista lì di politica internazionale ce ne occupiamo molto poco. Però visto stante come era la situazione, come si è evoluta chiaramente, noi l'abbiamo respinta questa mozione qua, cioè, nonostante abbiamo giustificato anche il perché l'abbiamo respinta, insomma. Ecco, per quali motivi? Spiegaceli un attimo. L'abbiamo respinta innanzitutto mettendo sul piatto il fatto che comunque diciamo nel mondo ci sono praticamente circa 80-90 guerre che tutti i giorni mietono morti, e questa cosa qua è stata presa di punta soprattutto da divisioni politiche, diciamo così, dell'opposizione, chiaramente sfoggiando, diciamo così, un atteggiamento sicuramente che lascia perplessi, perché poi alla fine diciamo lo Stato palestinese secondo me è giusto che ci sia, però comunque senza Hamas, chiaramente Hamas mi sembra che sia stato riconosciuto come un gruppo terroristico, quindi non fanno distinzioni e il discorso diventa complesso, a cui non si riesce poi a seguire bene la cosa. Sì. Se poi si dovessero fare mozioni per tutte le 80-90 popolazioni vittime delle guerre in tutto il mondo, sarebbe, diciamo, un po' assurdo. Ma è chiaro che comunque ovviamente rigettiamo ovviamente tutte le guerre, è chiaro che noi sicuramente le rigettiamo, vivremo molto meglio se non ci fossero. Chiaramente poi subentrano ovviamente a livello internazionale secondo me anche interessi diversi che comunque, voglio dire, poi vanno fuori dello nostro obiettivo dei piccoli comuni, insomma.
Ecco, piccolo comune di Avegno, e facciamo un passo in avanti che invece sta lavorando molto sul territorio, per il territorio, penso alla stagione turistica che è andata molto bene, come dicevi tu, frane, insomma, difesa del suolo, eccetera, ma c'è una novità, ne avevamo già parlato diciamo in passato con Franco Canevello, ma c'è una novità degli ultimi giorni, delle ultime settimane, perché si sta aprendo proprio ad Avegno una nuova RSA, quindi un nostro servizio in più per il comune di Avegno, ma anche per tutto il territorio del Golfo Paradiso, appunto di Recco, Camogli, Sori, insomma, diciamo da fare, è una cosa abbastanza innovativa dal punto di vista generale, perché sono mini appartamenti per persone non autosufficienti, quindi mini appartamenti dotati di tutto, compreso l'assistenza, e ovviamente saranno seguiti poi in futuro quando sarà finita. Abbiamo aderito al PNRR e l'abbiamo aderito praticamente con il distretto sociosanitario di 39 comuni, quindi abbiamo fatto 39 convenzioni, tutti i comuni, centrando l'obiettivo sul nostro comune, in questa nostra frazione che è Testana, che comunque è un territorio immerso nel verde, vista mare, comunque voglio dire, gli anziani possono anche rigenerarsi nonostante le loro, diciamo così, problematiche di salute eventualmente, o se si sentono soli, perché poi alla fine il concetto è anche questo. Abbiamo molti anziani che non riescono a sopperire e quindi hanno problematiche anche di mantenimento, perché non sono delle pensioni da fame. Chiaramente poi eventualmente sono tutte le categorie dell'ISEE eccetera eccetera, però può essere un'opportunità anche per loro, ecco, sono seguiti e si crea anche un po' di comunità, ecco, insomma, quell'ambiente lì. Ho capito, quindi un servizio che insomma ce n'è bisogno, perché come sappiamo la Liguria, insomma, purtroppo è una regione dove il numero degli anziani è piuttosto alto. Senti, cambiamo un attimino ancora pagina, ma rimaniamo sul territorio provinciale, ossia della città metropolitana di Genova. Ne avevamo già parlato la scorsa settimana con il nostro Alessio Piana. Adesso ne volevo parlare anche un po' con te, visto che sei sindaco di un piccolo comune. Le elezioni della città metropolitana di Genova sono andate bene per il centrodestra, perché diciamo l'effetto Salis, l'effetto Silvia Salis non ha attecchito, l'area provinciale di Genova, la città metropolitana di Genova non è di sinistra, perché sono stati eletti 9 consiglieri del centrodestra e 9 del centro-sinistra. Poi c'è il sindaco metropolitano che è di diritto appunto Silvia Salis, che dovrà governare. Ora la Lega è andata piuttosto bene, perché abbiamo piazzato sono stati eletti tre consiglieri della Lega. Ecco, volevo un minutino un commento da te anche su questo fatto politico che riguarda anche il comune di Avegno, ovviamente. Ma sicuramente diciamo così è un risultato che ci riempie di ottimismo, anche perché dopo le elezioni comunali di Genova sicuramente sembrava un declino spianato, invece abbiamo visto che comunque proprio così non è. Diciamo che avere dei consiglieri Lega sul territorio penso che sia importante e determinante in questo momento, soprattutto che insomma sembra che Città Metropolitana stia un pochettino rinascendo anche a livello economico, e quindi abbiamo bisogno di Città Metropolitana come avevamo bisogno soprattutto della provincia di Genova quando era in essere, soprattutto per dare una mano a noi piccoli, ecco, insomma, perché poi tutte le cose non riusciamo a farle, ecco, insomma. Però magari sicuramente un po' di manutenzioni, un po' sulle strade, queste cose qua, soprattutto sulle provinciali, eccetera, eccetera, insomma, è determinante, anche perché poi in funzione di quando arrivano le nostre piogge famose, insomma, tutto diventa un po' più semplice, ecco, insomma, anche se semplice non è, perché insomma, quando arrivano i temporali da noi sono sempre piuttosto corposi negli ultimi anni. Esatto. Va bene, ti ringraziamo, il nostro tempo a disposizione anche con te è terminato per il momento, poi comunque se ci sono delle novità ci risentiremo con Franco Canevello. Sì. Ti ringraziamo ancora, veramente Franco, buon lavoro sempre sul territorio e grazie a te dell'intervento qui su Radio Libertà.
Per il momento Grazie, da grazie. Genova e Un saluto dalla a tutti. Liguria è tutto. Linea a Milano da Fabrizio